Benvenuto nei nostri studi, Raffaele, Grazie, e ovviamente grazie. ben lieto di ritrovarla. Grazie direttore, studi nuovi e vita Sembra nuova strano, per no? me. Che girarsi e Sì, vedere FVG sì, Channel. mi sento un po' però le spalle coperte, dai. Ma ci mancherebbe, anche noi con la sua presenza, parliamo di numeri, e anche il nostro territorio provinciale insomma vacilla per quanto riguarda proprio il numero di agenti. Si parla tra le altre cose anche di depotenziare ulteriormente con degli uffici che potrebbero anche essere chiusi, però l'allarme l'ha lanciato lei Sì, gli sì. altri giorni. Che situazione c'è all'orizzonte? Allora, per quanto riguarda l'articolo sulle specialità, io ho affrontato immediatamente il tema che i colleghi della Polizia Ferroviaria di Pordenone mi hanno rappresentato, ovvero 5-6 uomini in forza, oltre al comandante, e un paio di persone che vanno a dare manforte ai controlli del territorio, comunque il controllo degli clandestini che arrivano via rotta balcanica a Tarvisio deve essere incrementato da un servizio di personale che è già scarso nella città di Pordenone, quando questo potrebbe essere fatto in maniera assolutamente diversa, utilizzando tutti i compartimenti della Polizia Ferroviaria, quantomeno del nord Italia, per fare questi controlli che devono essere fatti.